Siamo arrivati alla 20ª edizione di Friuli Doc, manifestazione enogastronomica che si è tenuta a Udine da giovedì 11 settembre a domenica 14. Anche quest'anno il programma è stato veramente ricco. Negli stand e nei chioschi sparsi nelle piazze e per le vie del centro si è potuto gustare e comprare prodotti tipici friulani. Stand fornitissimi, tutti praticavano la cottura alla brace, un profumo che riempiva le vie del centro. Prosciutto di San Daniele e di Sauris, il formaggio montasio, il frico di patate e fritto, i charsons, che sono dei gnocchi ripieni, la buonissima gubana, gelati fatti con il mais o la grappa, i vini delle nostre terre, i distillati. Sulle tavole anche il pesce è stato un protagonista con i fritti e alla griglia, un'occasione per assaggiare i tesori della terra friulana. Gli stand dei prodotti tipici locali, produttori di miele, marmellate e birre, aziende agricole che esponevano salumi e frutta di propria produzione, con la dimostrazione su come venivano fatti i prodotti nel passato. Un pensiero è andato anche ai più piccoli, con giochi tradizionali, prove di cucina e di bar, spettacoli con artisti di strada che andavano a riempire gli occhi della gente. Non sono mancati i concerti musicali, gruppi friulani che intrattenevano la gente catturando il loro interesse. Esposizioni artistiche e produzioni artigianali, sempre nel rispetto delle più antiche tradizioni locali. La 20ª edizione di Friuli Doc ha veramente colpito le molte persone provenienti da Austria, Slovenia e Italia. Un grazie a tutti, ci vediamo nel 2015. Mandi!